Ci ritroviamo per questa seconda puntata di Buona Domenica, format di Pignataro Nuova, e abbiamo veramente un ospite d'eccezione, l'onorevole Pina Picirno. Partiamo con una domanda subito di ampio respiro, di respiro nazionale, e soprattutto l'argomento del momento da un punto di vista politico, cosiddetto processo breve. Ma è mai possibile che se uno dei principi fondanti della nostra Repubblica è l'uguaglianza dei cittadini, in questa seconda Repubblica assistiamo soprattutto all'approvazione di leggi ad personam? Intanto, ad essere messo da parte non è soltanto il principio che tu giustamente ricordavi, che la legge vale per tutti, ma credo che si stia svilendo il significato, vorrei dire il valore della parola giustizia. Una parola che soprattutto ultimamente non è un problema che riguarda solo evidentemente la seconda Repubblica, perché anche nella prima ne abbiamo viste diverse, diciamo così, ma soprattutto nell'ultimo periodo questa parola viene tradita, viene insultata, viene presa a calci, soprattutto nelle aule del Parlamento. E questa è una cosa intollerabile, insopportabile. Noi veniamo da una settimana di lavoro parlamentare durissimo, durante il quale abbiamo combattuto, abbiamo fatto opposizione con tutta la forza che avevamo, che abbiamo, ad un provvedimento che noi giudichiamo essere indecoroso, ingiusto nei confronti dei cittadini, che è il cosiddetto processo breve. Il cosiddetto processo breve ha avuto un iter parlamentare molto convulso, molto lungo, presentato con una prima versione al Senato della Repubblica, arrivato alla Camera. La prima versione, lo ricordo brevemente ai telespettatori e a chi ci guarda, prevedeva appunto la riduzione dei tempi del processo, per cui veniva compressa la durata del processo e per cui andavano in fumo tutti quei processi che in sostanza non rientravano in quell'arco di tempo, con una compressione dei diritti sia dell'accusa che della difesa notevolissimi. Cambiava la natura del processo. Lo abbiamo ritrovato in Commissione Giustizia, l'abbiamo ritrovato alla Camera dei Deputati in una nuova versione presentata dall'onorevole Panitz, uno degli avvocati di grido, diciamo, di Berlusconi, portato appunto in Parlamento da Berlusconi, che ha riformulato il processo breve nella direzione della prescrizione breve, e cioè si accorciano i tempi di prescrizione per moltissimi reati comuni. Vorrei citare reati come la rapina, reati come la violenza carnale, reati come la violenza di gruppo. Addirittura con l'approvazione di questa norma sciagurata potrebbero essere reati, imputazioni oggetto appunto di prescrizione breve. È una norma scellerata che grida vendetta per tutti coloro che, appunto, come dicevo all'inizio, credono nel valore, credono nel significato della parola giustizia e credono appunto che i criminali, cioè quelli che commettono reati, debbano essere assicurati alle patrie galere, alla giustizia, e debbano scontare una pena. Tutto questo per salvare da un processo, il cosiddetto processo Mills, il famoso processo Mills, Berlusconi. Io ho chiesto già nell'aula della Commissione Giustizia a tutti i parlamentari del PDL di non essere servi sciocchi, ma di riflettere, perché tutti hanno una coscienza, anche loro ce l'hanno, quindi prima di approvare norme scellerate come quelle che propongono è opportuno e utile interrogare la propria coscienza e, diciamo, sentirne il peso, ecco. Certo. Facciamo un salto da Roma a Pignataro. Lei è stata una dei parlamentari che ha presentato un'interrogazione parlamentare sulla situazione dei beni confiscati a Pignataro Maggiore. Lo ha fatto, diciamo, con molto coraggio in un momento in cui
chi ne sta subendo le conseguenze di questa cattiva gestione dei beni, in primis il sindaco che è ancora in carcere, riceveva attestati di stima e patenti di illegalità da ogni parte. Lei invece con molto coraggio insieme ad altri parlamentari del PD ha presentato questa interrogazione molto dura, molto decisa. Prova un senso di soddisfazione ad aver sfidato questo sistema in quel momento. Ricordiamo che l'interrogazione è di qualche anno fa, e soprattutto che deve fare la politica per darsi delle regole precise per cui tutto questo non accada, non ci sia un così tanto quanto marchiano scambio politico mafioso che tanto inficia le regole democratiche dalle nostre parti? Guardi, intanto soddisfazione no, nel senso che è evidente che per una cittadina di questa terra, io sono una cittadina di Teano, sono cresciuta in queste terre, quindi per una figlia di queste terre, per una giovane donna come me che qui è cresciuta, che a questa terra vuole bene, è evidente che sollevare casi come quelli che io ho sollevato è sempre, cioè come dire, si preferirebbe sempre che tutto fosse gestito nel miglior modo possibile, perché è evidente che noi a questa terra vogliamo bene e la vogliamo gestita nel miglior modo possibile. È evidente che noi da tempo solleviamo, diciamo, una questione semplice, e cioè noi riteniamo che la politica debba fare per bene il proprio mestiere. Ce lo chiedono i cittadini per bene, ce lo chiedono i ragazzi che tutti i giorni si vanno a sporcare le mani sui terreni confiscati, come veniva ricordato, ce lo chiedono gli imprenditori onesti, i giornalisti per bene, ce lo chiedono quelle persone che anche a costo di sacrifici enormi, a volte pagando prezzi che riguardano la propria libertà personale, magistrati come Raffaele Cantone, giornalisti come Enzo Palmisano che avete qui a Pignataro, tutte le persone per bene che a costo anche di sacrifici personali, di libertà personali, sentono di dover fare il proprio lavoro, il proprio dovere, chiedono di più alla politica, e la politica ha il dovere, io credo, di dare l'esempio. Questo è il punto. Cioè, se conta la moralità, se conta l'etica di ciascuno, conta l'etica e la moralità di chi rappresenta le istituzioni in maniera particolare. Quando ci sono casi come quelli, diciamo, che si sono verificati qua a Pignataro, quando ci sono casi, diciamo, di non chiarezza, è evidente che spetta alla politica essere in grado di fare pulizia, essere in grado di sollevare quei problemi. Io non entro nemmeno nel merito degli atti giudiziari, del processo, diciamo, di quello che riguarda, di quello che è il compito della magistratura. Quello non è il mio mestiere, evidentemente. Io però, come prima di tutto come figlia di questa terra e poi come parlamentare di questa terra, ho il diritto e il dovere di non girarmi dall'altra parte, ho il diritto e il dovere di segnalare le cose che vedo e che non mi piacciono, ho il diritto e il dovere di fare, diciamo, tutto quello che è necessario fare, tutto quello che è mio potere, siccome sono un parlamentare, evidentemente faccio anche atti di interrogazioni parlamentari, atti di sindacato ispettivo si chiamano, per provare, diciamo, a mettere al centro le cose che non mi piacciono, le cose che non mi sono chiare. Poi ovviamente la magistratura fa il suo corso, la magistratura insomma indaga, e come ho detto non è quello il campo, diciamo, che appartiene al mio lavoro. Io mi permetto di sollevare un tema che è quello della credibilità e della qualità delle istituzioni democratiche, perché quando i cittadini si sentono abbandonati da istituzioni che giudicano corrotte, che giudicano distanti, che giudicano colluse addirittura, viene a mancare quel patto, che è il patto in base al quale, per esempio, lo Stato chiede ai cittadini il pagamento delle tasse. Si mina alla base il concetto di democrazia, e questa è una cosa che noi non possiamo permettere. E quindi bisogna intervenire prima che le ombre siano devastanti, non per questa o quella parte politica, non è questo il punto. Prima che a farne le spese sia lo Stato in quanto tale, prima che il prezzo che si paghi rispetto a tutto questo sia la sfiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. Questo è quello che bisogna evitare. Quindi io ovviamente ripresenterei 1000 volte quell'interrogazione parlamentare, così come ogni volta, diciamo, alzo la voce, rompo le scatole, accendo i riflettori su tutte le cose che non mi convincono e che non mi piacciono. Faccio il mio lavoro.
A maggio si andrà a votare, speriamo a Pignataro, ma anche a Capua, Santa Maria e Caserta. Qual è la strada del PD per riuscire a vincere tutte queste tornate elettorali? Intanto noi abbiamo avviato già da tempo un'operazione di rinnovamento del partito, lo abbiamo fatto anche attraverso un commissariamento del partito provinciale, quindi attraverso un azzeramento anche degli organismi direttivi del nostro partito, lo abbiamo fatto mettendo al centro una nuova generazione di dirigenti che vogliono questa provincia, vogliono farla diventare una provincia migliore, che vogliono le città in cui vivono, città migliori, che credono nel fatto che esiste un'altra Caserta, un'altra Campania, un'altra Pignataro, un'altra Caserta, un'altra Santa Maria, che credono cioè che i cittadini quelli di cui parlavamo prima, si meritano qualcosa di più e di meglio rispetto a quello che abbiamo visto. E quindi tentiamo, attraverso candidature diverse, autorevoli, tentiamo di rappresentare anche visivamente, anche simbolicamente. Lo abbiamo fatto alle europee, vi ricorderete, attraverso la candidatura per esempio di Rosaria Capacchione, lo abbiamo fatto attraverso 1000 altre candidature anche simboliche. Tentiamo di rappresentare l'idea di un cambiamento non solo possibile ma necessario, e lo facciamo attraverso un gruppo dirigente nuovo, attraverso iniziative nuove. Speriamo che gli elettori ci accorderanno la fiducia, speriamo che crederanno insieme a noi nella possibilità di cambiare veramente le nostre terre. Noi ci speriamo e lavoriamo per questo. Speriamo. Noi ci fermiamo qui e invitiamo i nostri lettori a seguirci. Questa è Buona Domenica, format di Pignataro Nuova. Grazie. Shut